Ho appena firmato proprio questo fatto qua, a Mercerie qua, che era fa raccolta firme. Cominciata questa mattina la raccolta firme per salvare il quartiere da spaccio e criminalità, mittente, residenti e commercianti di Via Piave, destinatari dal nuovo ministro dell'Interno alla Regione Veneto. Il Bronx è diventato sta zona qua. Ha paura? Alla sera non puoi uscire. Abbiamo paura, noi persone in età, al pomeriggio. Io, sottoscritta, non vengo mai fuori al pomeriggio. I residenti hanno paura? Certo, non erano abituati a dover affrontare problemi di questo tipo e quindi vivono malamente. La situazione qua è tragica, veramente tanto tragica. Non si può più, dalle 5 in poi non si può più muoversi da casa, non si può andare da nessuna parte. Le forze dell'ordine ci sono già per quello, non è che mancano, però più di tanto non possono fare. E sono bloccati anche loro in qualche maniera. Però la gente ha paura di stare qua. Tanta paura. Io sinceramente una casa qua non la prenderei mai. Basta vedere le facce, tu li riconosci dall'espressione e ho denunciato più volte, ho chiamato la polizia più volte, che spacciano specialmente nei sottopassi. È veramente invivibile perché non stai tranquillo. Lei ha paura di uscire? E chi è che esce? Alla mia età vado a uscire, no, io sto dentro casa. Di sera non ci muoviamo e di giorno ci facciamo coraggio.